Eccoci qua, mister Bruno Gava. Oggi si voleva i 3 punti e li abbiamo conquistati, diciamo, pure con merito. Ci è sembrato che lei avesse messo in campo una squadra fatta apposta per dar tutto sul primo tempo e vincere subito la partita, perché abbiamo visto grande grinta e determinazione dal primo minuto. Sì, abbiamo cercato di interpretare la gara nel miglior modo possibile, sapevamo che di fronte avevamo una diretta concorrente, dovevamo togliercela di dosso e penso che i miei ragazzi hanno fatto una prestazione ad altissimo livello e siamo riusciti a portare a casa un bottino pieno, che questo ci mette per il proseguo del campionato un po' più tranquilli e affrontare le gare successive con più tranquillità. Sì, il Portogallo ha condotto il gioco per tutta la partita. Al primo tempo abbiamo preso anche un palo, si meritava andare a riposo in vantaggio. Abbiamo poi trovato il gol, il secondo è arrivato un po' per un regalo, diciamo, degli avversari. Non siamo riusciti a mettere dentro il gol della sicurezza, forse lì abbiamo rischiato un po'. Ma non penso che sia stata una casualità il secondo gol, perché quando vai a far pressione agli avversari li induci a commettere qualche ingenuità e ci siamo riusciti bene. Logicamente, sai, dopo nelle ultime 3 gare un punto diventa difficile a giocare con tranquillità, però devo dire che sono stati bravi i miei ragazzi che hanno interpretato nel miglior modo la partita e ci siamo riusciti a portare a casa questi 3 punti, che è un toccasana per il proseguo del campionato. Sì, io vorrei fare 2 nomi dei nostri giocatori, perché abbiamo visto un De Cecco veramente che ha tenuto bene il campo, correre molto, e il portiere Matteo Della Colletta che insomma ha salvato il risultato, perché sarebbe stata una beffa, insomma, un pareggio su una partita condotta dall'inizio alla fine. Ma non mi piace parlare di singoli, io parlo del collettivo, credo nel collettivo e devo dire che tutti quanti i miei giocatori sono stati all'altezza. Sono contento della prestazione del ragazzino in porta, perché si è trovato pronto, è stato sicuro. Mi auguro che non sia una partita casuale, ma che col proseguo che ci siano altre e che non abbassi la guardia, che giochi sempre con questa intensità e con questa concentrazione. E allora, per chiudere, un turno di riposo di sosta del campionato, speriamo di riprendere anche con Barbini a posto, che oggi è uscito infortunato, e ce la giocheremo già subito dal rientro in campo del campionato. Sì. Sì, abbiamo 15 giorni per prepararci al meglio per la ripresa del campionato. Speriamo che Barbini non sia grave l'infortunio che ha avuto oggi, e in modo da prepararsi pronti per l'inizio delle ultime 8 partite, in modo di cercare di finire con onore questo campionato, che è un campionato difficile. Grazie mister. Arrivederci.